Le immagini si aprono subito con il Padova in azione, c'è questo colpo di testa di Piacentini, il pallone che termina al lato, ma l'Arezzo che si fa subito pericoloso. Attenzione a questa azione e vedete il colpo di testa di De Stefanis con il pallone che sorvola la traversa. Ancora De Stefanis in azione per l'Arezzo, il servizio è per Tovaglieri, attenzione, il traversone teso, arriva dalla parte opposta Allievi che sbaglia tutto, il pallone termina al lato. Il Padova che ci riprova con questo cross di Piacentini, il colpo di testa di Ruffini, la conclusione di Mariani che è messa in angolo. Il calcio d'angolo, azione ancora pericolosa con Tonini che costringe il portiere Orsi alla parata in tuffo. E attenzione adesso ancora l'Arezzo pericoloso, vedete questo pallone, una lunga azione, ci sarà adesso Tovaglieri che tenta la girata, molto bravo, ma il pallone termina al lato. Ancora l'Arezzo che in questa fase premeva e ancora un colpo di testa di Tovaglieri debole parato da Benevelli. Ci insiste però l'Arezzo e vedete questa lunga azione di Dell'Anno, il passaggio filtrante ancora per Tovaglieri, la conclusione è parata in due tempi da Benevelli. Al 28esimo minuto il Padova in azione, vedete Longhi e il tiro neutralizzato con difficoltà dal portiere Orsi. Ancora il Padova e qui siamo passati al 38esimo minuto, c'è questo tiro di Zanin che termina al lato e sul finire del primo tempo questo calcio di punizione di Longhi, poi all'inizio di ripresa subito questa azione di Mariani, attenzione al traversone e guardate il portiere Orsi che anticipa di un soffio il possibile intervento di Darè, ma il Padova insiste. Adesso da questa azione di calcio d'angolo ci sarà un serio pericolo, attenzione, guardate Ruffini che mette in area, Darè che cerca di dare ancora e vi riesce a Ruffini, il suo sinistro, il pallone che termina al lato. Ancora il Padova in azione, traversone di Ruffini, il pallone è per Longhi che di prima intenzione spara però molto alto. Ancora il Padova e vedete Casagrande, il traversone, la respinta della difesa, riprende Mariani, questa volta il Padova è sfortunato, la deviazione in calcio d'angolo. Ancora il Padova in azione con questo calcio di punizione battuto da Longhi e vedete Ruffini e l'azione del gol, guardate il destro di Ruffini e il pallone che si infila sotto alla traversa. Andiamo a rivedere perché l'azione è molto bella. Il destro e vedete il portiere Orsi superato per il gol della vittoria, giustificato l'entusiasmo di tutti, dei giocatori, della panchina ma soprattutto del pubblico che a quel punto non ci credeva proprio più. L'Arezzo comunque non ci sta a perdere, tenta di rimontare anche se di tempo ce n'era poco, non vi riuscirà anche se proprio sul finire di tempo c'è questa azione pericolosa portata dai giocatori di Angelillo. Niente da fare, nel calcio ha ragione chi segna e il Padova ha segnato.